Migliora la performance del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia nel 2025, lo rileva il report annuale della Scuola Superiore Sant'Anna, presentato oggi a Venezia e successivamente in una videoconferenza con l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Nel complesso il 63,5%, erano il 47% nel 2024, degli indicatori relativi alla regione segna un miglioramento nell'arco di un anno, il 12,6% resta stabile e il 23,9% peggiora. Il miglioramento emerge in particolare per i tempi di attesa degli interventi chirurgici e per i tempi di attesa ambulatoriale, nella qualità clinica e qualità di processo, nelle cure palliative e nelle coperture vaccinali. Bene anche l'indice di performance nella degenza media e il tempo di risposta alla chiamata in emergenza del 118. L'indicatore relativo agli abbandoni del pronto soccorso, cioè le persone che rinunciano alle cure dopo averle richieste, permane ancora in area critica, ma in miglioramento dal 2024 al 2025. La percentuale degli abbandoni è scesa dal 5,6% al 5,2%, circa 20.000 persone in meno, e in particolare il pronto soccorso di Cattinara, che produce il maggior numero di abbandoni, un fenomeno, è stato osservato, che sconta una cristallizzazione di abitudini nella cittadinanza difficile da scalfire. I dati in peggioramento riguardano invece l'appropriatezza delle prescrizioni diagnostiche, che vede il Friuli Venezia Giulia in penultima posizione subito prima della provincia di Bolzano, con un indice del 30,9%, e quello dell'appropriatezza farmaceutica, sul quale incidono in particolare l'indicatore della dispensazione concomitante di 10 farmaci, il consumo di antibiotici nei reparti e il consumo di colecalciferolo. Restano stabili, anche se in zona d'attenzione, l'assistenza residenziale, l'appropriatezza medica, il costo medio per le diagnosi, l'efficienza e efficacia dei servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, le donazioni di organi e tessuti e le politiche del personale.